Dire Buon Natale non è augurare tante cose, augurare quel buon umore che ci permette di far festa per un giorno e basta. Per il credente dire Buon Natale è dire Gesù è ancora con noi. E questa è la notizia più bella, proprio perché ci sentiamo qualche volta disperati o senza speranza, abbandonati da tutti. Il Natale ci ricorda che una presenza non tradisce mai le nostre aspettative. E questo Dio che si fa bambino, si fa piccolo, si fa fragile, per poter dire a ciascuno, ecco, io ci sono. E sino a quando io ci sono, ricordati quelle parole che ti ho detto già in passato e che troverai scritte nel Vangelo, non aver paura, io sono con te sino alla fine. Allora è qua che dobbiamo trovare le radici della nostra forza e della nostra speranza, in questo bambino che lascia il cielo per diventare uomo, che si fa uomo e vive le stesse vicende, le stesse situazioni dell'uomo. Anche lui sa che cosa significa essere senza casa, è dovuto emigrare. Anche lui sa che cosa significa essere senza lavoro, perché andarsene in Egitto e là inventare una vita e poi ritornare e ricominciare una vita. E ricordiamoci che per 30 anni ha fatto questo. Quindi lui sa cos'è la sofferenza, lui sa cos'è il pianto, lui sa che cosa significa non trovarsi persone care accanto. Ecco, allora lui può capirci ed è per questo che lui ha tutto il diritto di parlarci. Allora dirci Buon Natale in fondo è questo, c'è Cristo con noi. Ve l'immaginate che cosa debba significare un Natale senza Cristo? Io anche negli anni precedenti ho ricordato quella battuta di Mazzolari. Mazzolari dice lui è nato in una stalla, c'erano degli animali, arrivò lui e quella stalla divenne il centro del mondo. Dice proviamo a togliere ora da quella mangiatoia il Cristo bambino. Che cosa resta? Resteranno solo gli animali. E il mondo rischia di essere un mondo senza valori, di gente che non sa più avere ideali e guardare gli ideali, rischia di diventare una stalla. Buon Natale ad Agrigento, alla provincia di Agrigento, questa provincia così penalizzata forse per il disinteresse di tanti, forse per il disamore che sta occupando il cuore degli abitanti, ma che davvero chi deve decidere, chi deve vivere, possa mettere ancora buona volontà. Aiutato da questo bambino, ascoltando l'annuncio che arriva con la nascita, possa dire si può ricominciare. La pazienza di Dio è infinita, ogni anno ricomincia, non perché il passato non c'è più, ma collegandosi al passato e lui riesce sempre a parlare di futuro.